Allora, buonasera ai coraggiosi, buonasera a tutti. Questa sera ci parla Maurizio Conti, che è docente all'Università di Genova presso il Dipartimento di Economia e peculiarmente insegna, è ordinario di politica economica. Quindi, essendo un docente presso il Dipartimento di Economia, come dicevamo poco fa, svolge un'intensa e faticosa attività didattica, bisogna anche ricordarlo, ma questo non gli ha impedito di svolgere importanti studi che si sono sviluppati nel tempo. Mi piace ricordare fra i tanti settori che ha seguito quello dell'economia delle public utilities, con riferimento particolare ai servizi pubblici locali, e in termini più recenti, in tempi più recenti, le sue aree di ricerca sono relative all'analisi di impatto delle politiche economiche e economia e politiche del lavoro, con riferimento particolare agli effetti delle istituzioni del mercato del lavoro sul comportamenti delle imprese. E ci diceva a questo proposito, poi, se lo vorrà ripetere, che il Dipartimento, o meglio i docenti di economia del Dipartimento di Economia, che tutti chiamano ancora facoltà di economia oppure anche facoltà di economia e commercio, ma ormai si deve dire Dipartimento di Economia, organizzeranno in autunno, Sì. poi ce lo dirai. Bene, questa sera invece parlerà di un tema che interessa molto noi, tant'è vero che il titolo è I determinanti dei prezzi dell'energia, alcune proposte, quindi una apertura di argomento su cui ci farà luce su sue ipotesi, supposizioni e così via, proprio per quanto riguarda una panoramica dei mercati dell'energia, in particolare con riferimento al funzionamento di materie prime, suppongo. Bene, grazie molte. Grazie, ringrazio la professoressa Rollandi per la gentile introduzione. Sono contento di essere qua e vi ringrazio. Si sente, vi ringrazio molto per l'invito. Quindi diciamo di cosa intendo parlare oggi. Intendo parlare chiaramente dei mercati dell'energia. Mi è stato chiesto di provare a svolgere una relazione sul tema. Ora sappiamo tutti cosa è successo in questi anni. Adesso non voglio negare la discussione nei numeri, però effettivamente se uno guarda ad esempio alle nostre bollette del gas e dell'elettricità, se le avete tenute e andate un po' indietro, tipo 2 anni e mezzo fa, vedreste che, adesso non ricordo esattamente i numeri, ma sia nel gas che nell'elettricità la voce materia prima ammontava anche a meno del 50% della bolletta complessiva. Il resto cos'erano? Il resto erano gli oneri di sistema, ad esempio quello che pagavamo ancora per smaltire le centrali nucleari, eccetera. Le tasse, una bella componente, e poi c'erano ovviamente le spese per la trasmissione, la distribuzione sia di gas che di energia elettrica. Dirò qualcosa su questo dopo. Quindi la materia prima aveva un ruolo, sì, importante, ma non centrale. Adesso siamo, sia nel gas che nell'elettricità, tra il 70 e l'80% della bolletta è materia prima. Questo ci fa capire di fatto un raddoppio, fondamentalmente, dei prezzi nel giro di un anno. Ok? Allora, come siamo arrivati a questo? Ora, dunque, penso che sia importante cercare di fare un passo indietro e di vedere prima come sono organizzati i mercati energetici. Ok? Cerco di riassumerla, di non perderci troppo tempo, però penso che sia utile perché non è conosciutissimo. Ora, diciamo, dopo il 1962, adesso parlo di elettricità, con la nazionalizzazione dell'energia elettrica, quindi la creazione dell'ente nazionale per l'energia elettrica, l'Enel, il mercato dell'energia elettrica era, si dice, verticalmente integrato. Cioè c'era di fatto un unico operatore che gestiva le 4 fasi
nel quale si articola la filiera dell'energia elettrica. Produzione, quindi produzione, le centrali, che possono essere al giorno d'oggi, possono essere appunto a carbone, sono quelle a costo più alto, che sono in fase di phasing out, di chiusura, però fortunatamente ce n'è ancora qualcuna in questo momento che ci sta tornando utile. Gas, alimentate a gas, alimentate, poi ci sono quelle ovviamente l'idroelettrico, il fotovoltaico, eccetera. Poi c'è la fase di trasmissione con cui questa elettricità con i cavi ad alta tensione viene trasferita dove serve. La distribuzione, a livello locale, sono i cavi a bassa tensione con cui viene portata poi nelle case, dalle imprese. E poi c'è la vendita, che è la fase con cui appunto la fase di fatturazione fondamentalmente, di marketing, eccetera. Ora, ci si era resi conto nel corso degli anni 80 e 90, poi anche con la deregulation primariamente in Inghilterra, che le motivazioni di avere un unico gestore fondamentalmente dovuto alle economie di scala, cioè alla convenienza a produrre con un livello di dimensione maggiore, c'era nella fase fondamentalmente della trasmissione. Ed infatti è rimasto così, perché abbiamo un'unica impresa che si chiama Terna, privatizzata, o meglio, il governo è ancora il principale azionista, ma è quotata in borsa, che gestisce tutti i cavi dell'alta tensione. E poi ci sono una serie di monopolisti locali nella fase della distribuzione, in larga parte è Enel, non so, a Milano è la vecchia azienda elettrica milanese, idem a Torino, da noi c'è Enel, perché fondamentalmente era sempre stato così. Mentre si è liberalizzata la fase della produzione, perché anche lì non esistono fortissime economie di scala, okay? E la fase della vendita. Quindi fondamentalmente com'è che funziona? Noi abbiamo un sacco di imprese, non tantissime, che producono energia elettrica, ma anche tantissimi piccoli operatori, qui ad esempio attivi nell'eolico, ad esempio. No? Il mercato è abbastanza concentrato, ma non c'è più un unico operatore, mentre abbiamo decine e decine di operatori attivi nel comparto della vendita. Lì basta avere capacità di gestione, di fatturazione, quindi il billing, fatturazione, marketing, profilazione degli utenti, quelli che ci fanno le telefonate, no? Ecco, che ci rompono anche un po' le scatole. Ecco. E lì c'è tutto questo comparto che ovviamente vende elettricità pur non producendola. Ok? E del gas è successo quindi qualcosa di simile fondamentalmente. No? Una volta c'era un'unica grande impresa che era responsabile dell'approvvigionamento, estrazione, o si prendeva il gas appunto prevalentemente all'estero, lo si portava in Italia, lo si trasmetteva e poi c'era anche lì la rete di distribuzione locale. Adesso chiunque può prendere gas, soprattutto all'estero, ovviamente la produzione interna è abbastanza risibile, e poi la immette nella rete nazionale di SNAM e poi c'è la distribuzione locale, ad esempio qua da noi la fa una società che si chiama Ireti, che è di Iren fondamentalmente. Okay? Quindi è un mercato composto in questo modo, quindi è per questo che se andate a vedere nella bolletta vedete sia nel gas che dell'elettricità oneri di trasporto, è quella parte della bolletta che va a remunerare gli investimenti di chi ha i tubi, dei proprietari dei tubi fondamentalmente, delle condotte, parlando in linguaggio leggermente più tecnico. Ora, fino a 2 anni fa il grosso del costo stava nei tubi, nelle tasse e in quei vecchi oneri di sistema di cui parlavo prima, soprattutto nella parte relativa all'elettricità. La parte relativa alla materia prima era di minor importanza. Ora si è ribaltato. Quanto si è ribaltato forse lo potete vedere, se andiamo a un altro grafico, forse il secondo o il terzo, non mi ricordo, il terzo allora. Sì, no, forse non mi ricordo se è il secondo, questo, sì, questo qua si vede, no, forse ho fatto un errore io. Sì, perché sei in condivisione schermo, si dovrebbe vedere, sì, sì.
Eccolo qua, si dovrebbe... vediamo un po' questo. Eccolo qua. Almeno noi lo vediamo, non lo vedono lì. Questo ci dà... questi è lì no, però si vede sul computer, però non lo vedono in sala fondamentalmente. Vabbè, non è... no, è sempre lo stesso. Io questi qua sono gli ultimi 5 mesi e ho un grafico degli ultimi 4-5 anni. È un unico file questo. No, era un unico PowerPoint. Ah, ok. Ah, ok. Vabbè, ma non è così fondamentale. Lo racconto a parole. Ok, possiamo provare ad aprire questo file? No, quello lì. Quello lì. Ok, proviamo a mettere il a cliccare. Aspetta, eccolo, questo qua. Eccolo qua, ora ci siamo riusciti. Oddio, questo qua da sempre gli ultimi 5 mesi, questo è l'ultimo anno, vediamo un secondo, ultimi 4 anni. Eccolo qua, proprio quello che volevo farvi vedere. Allora, innanzitutto, da dove viene questo grafico? Allora, fondamentalmente, come vi dicevo, esiste un mercato che è chiamato mercato all'ingrosso, dove vengono scambiati i quantitativi di gas tra chi richiede il gas, e questo principalmente sono imprese che vendono gas ma non lo producono, e imprese che invece hanno gas o addirittura paesi. Ecco. Su questo mercato viene, ovviamente dall'incontro tra la domanda e l'offerta di gas naturale, si forma un prezzo. Ed è il prezzo all'ingrosso. Questo prezzo, al prezzo a cui viene comprato, ad esempio, il gas da un'impresa che vende gas in Italia, questa impresa poi venderà gas sul mercato interno italiano e ovviamente a questo prezzo ovviamente aggiungerà un margine di profitto, chiaramente. Ok? Quindi, e quello in qualche modo influenza il prezzo che andiamo a pagare sul mercato del gas in Italia. Una cosa che dovrei dirvi. Allora, in Italia fondamentalmente il mercato per gli utenti è liberalizzato ormai da alcuni anni, nel senso che ci possiamo scegliere il fornitore, ok? Il che non significa che cambia quello che ci porta il gas in casa, quello è il distributore, se ne occupa il nostro fornitore di gas. Il nostro fornitore di gas si acquista del gas su un mercato come quello che vedete nel grafico e poi lo rivende. Siccome è un mercato popolato da numerosi operatori, c'è un grado di concorrenza abbastanza elevato, però è chiaro che il prezzo che i nostri fornitori faranno pagare alle utenze familiari dipende in larga parte anche dal prezzo che si forma su questo mercato all'ingrosso, che si trova per determinate ragioni, su cui poi torno, in Olanda, ad Amsterdam. Ora, in Italia, come consumatori, non siamo obbligati ad acquistare sul mercato libero, ma possiamo anche qui acquistare sul mercato cosiddetto a maggior tutela. Tipicamente si rimane col vecchio fornitore, che in larga parte è Enel o le utilities locali, magari a Milano, a Torino, e lì il prezzo è deciso dall'ARERA, che è l'autorità per l'energia, le reti e l'ambiente con sede a Milano. Ovviamente come decide la variazione massima del prezzo del gas l'ARERA, lo fa sulla base del prezzo che si forma sul mercato di Amsterdam. O meglio, questo era fino ad ottobre. Da ottobre ha deciso di ancorare le variazioni dei prezzi sul mercato tutelato a un mercato simile a quello che si trova invece in Italia. Ora, qual è la differenza tra i due? La differenza è che il mercato di Amsterdam è nato prima,
perché Amsterdam appunto hanno scoperto il gas 50-60 anni fa, no? Chi ha studiato economia forse si ricorda di malattia olandese che aveva creato tutta una serie di problemi poi al settore manifatturiero olandese in quei periodi, ma insomma c'è un mercato con una grossissima tradizione, ci sono numerosissimi scambi, quindi il mercato olandese è molto più liquido. Essendo molto più liquido, il prezzo riflette maggiormente i fondamentali. Cosa vuol dire? Immagino che tutti noi, se vogliamo acquistare una casa, preferiamo acquistarla su un mercato dove ci sono molte compravendite, non dove ogni tanto viene posta in vendita una casa, no? Ed è la stessa cosa anche del gas. I prezzi rispecchiano maggiormente i fondamentali se ci sono numerosi scambi, numerosi acquisti e numerose vendite. Ok? Quindi è per quello che il mercato di Amsterdam ha un ruolo così fondamentale. C'è da dire, ovviamente, ecco, quindi il mercato del gas di Amsterdam ha un ruolo fondamentale e vediamo dal grafico che abbiamo riportato qua come fondamentalmente i dati vanno dall'inizio del 2019 fino all'inizio del 2023, li ho scaricati giovedì o venerdì scorso, e si vede che il prezzo rimane abbastanza piatto fino più o meno alla fine del 2020. Poi pian piano comincia ad aumentare, ma anche prima che vi fosse la guerra. Ok? Quindi perché ha cominciato ad aumentare? Allora, ci sono motivi, come sempre quando un prezzo varia su un mercato ci sono cause di breve, di lungo periodo, effetti ciclici ed effetti anche più quindi congiunturali ed effetti più strutturali. Okay? Tra gli effetti strutturali sicuramente c'è il progressivo passaggio verso in qualche modo un aumento della tassazione, delle imposte ambientali da un certo punto di vista. Ma sicuramente c'è stato anche, come si potrebbe dire, una ripresa dopo il Covid, una fortissima ripresa. Il gas non è usato solo per riscaldarsi, lo usiamo anche appunto, lo usano anche le imprese, ok? Quindi fondamentalmente c'era stato un aumento della domanda a livello complessivo e quindi il prezzo del gas ha cominciato a salire. Era crollato anche prima, chiaramente quando c'era stata la riduzione molto forte del PIL, la produzione in molte imprese è scesa e quindi anche la domanda di energia, tra cui il gas, era sceso. Sicuramente poi cosa è successo? È successa la guerra, chiaramente. Si vede, no? Si vede chiaramente a un certo punto è cominciata la guerra e il prezzo con dei sali e scendi è continuato a salire fino, diciamo, all'estate. Ora, qua potrebbe essere utile di vedere magari, ecco, forse questo grafico qui, che ci dovrebbe dare gli ultimi 5-6 mesi. Vedete che il picco si è verificato nell'estate dell'anno scorso e poi il prezzo del gas fondamentalmente con delle oscillazioni, ma è sceso. Eravamo arrivati a picchi di oltre 300 al megawattora, mi pare, e siamo arrivati adesso intorno ai 60, più o meno, intorno ai 60 euro ora. Quindi quindi cos'è che ha determinato questo picco? Perché il picco ovviamente è dovuto in parte alla guerra, ma la guerra c'è ancora adesso. Ora, cos'era successo nell'estate scorsa? Erano successe diverse cose. Allora, innanzitutto erano state chiuse numerose centrali nucleari francesi per manutenzione. E questo ovviamente ha fatto sì che, voi direte cosa c'entra il nucleare? C'entra perché la Francia produce molta energia elettrica col nucleare. Non avendo più per un certo periodo le centrali nucleari, hanno dovuto importare anche loro elettricità e quindi si è cominciato a produrlo di più col gas e questo ha fatto salire il prezzo del gas, ovviamente. E questa era una motivazione. L'estate era stata molto calda, quindi energia per far andare anche magari i ventilatori, roba di questo genere. Energia elettrica, ma l'energia elettrica utilizza anche il gas per le centrali. E questo è stato sicuramente, ovviamente, la ripresa economica sempre molto forte. Questo in qualche modo spiega il picco. E poi c'è un altro punto fondamentale che mi ero dimenticato di dire.
Il riempimento degli stoccaggi. L'ha messo l'altro giorno il ministro non mi ricordo, dell'energia o dell'economia tedesco, cioè abbiamo quasi distrutto il mercato perché hanno accumulato il più possibile gas per l'inverno. Non l'hanno fatto solo i tedeschi, l'abbiamo fatto anche noi, abbiamo gli stoccaggi molto più pieni. Questo ha fatto andare veramente verso l'alto il prezzo del gas. In effetti poi ovviamente ecco la Russia che ha ridotto in parte la produzione, abbiamo cominciato noi a non domandarla più. In parte loro con un po' di scuse avevano detto che, insomma, che alcuni gasdotti erano rotti, insomma un po' di produzione russa è stata di fatto ritirata dal mercato o perché non richiesta o perché non inviata. E quindi fondamentalmente questo ha fatto sì che una bella fetta di gas che partecipava al mercato del gas non era più sul mercato, quindi da un certo punto di vista l'offerta era diminuita. E quindi questo porta a una crescita dei prezzi, sicuramente. Con una forte volatilità, ma questi mercati tendenzialmente tendono ad avere una forte volatilità, soprattutto quando a questi livelli, ma da un certo punto di vista quando nel corso di microeconomia del primo anno spieghiamo quelle che sono le determinanti della domanda generalmente, cosa è che può influenzare il livello dei prezzi, qua le ritroviamo tutte, cioè c'è stato un problema con fonti di energia alternative, il nucleare, c'era stata molta siccità, quindi l'idroelettrico ad esempio in Italia non aveva quasi funzionato, il che vuol dire meno produzione di energia elettrica, e quindi vuol dire meno produzione di energia elettrica con fonti che costano poco, poi ci quindi maggior domanda di gas, prezzo che sale, e il clima e gli stoccaggi fondamentalmente. Quindi da questo punto di vista, e questo ha determinato ovviamente un aumento fortissimo, le tariffe mi pare del gas sono aumentate tra il 21 e il 22 mi pare del 62-63% e quelle dell'elettricità sono raddoppiate, mi pare sono cresciute del 109-110%, una cosa di questo genere. C'è da dire anche una cosa che non ho detto prima, che mi stavo dimenticando per capire quanto è complessa questa materia. Non è che tutto il gas viene comprato sul mercato di Amsterdam. Quello è il cosiddetto mercato spot, è il mercato dove tu puoi comprare, se hai bisogno domani mattina del gas o fra 20 giorni lo puoi comprare lì. Ma diciamo che un 70% del gas in Italia almeno è comprato con contratti di lungo termine. Cioè abbiamo dei contratti di lungo periodo con la Russia, abbiamo sempre meno, con l'Algeria, l'avevamo con la Libia, e quei contratti sono di lungo periodo, nel senso che noi ci impegniamo a comprare un certo quantitativo, il paese produttore si impegna a vendere un certo quantitativo in un certo arco temporale, i prezzi sono fissati dai contratti, ma questi prezzi sono indicizzati, si dice, a quel mercato lì, al mercato di Amsterdam. Ed è per quello che, come dire, se hai un contratto di lungo periodo non è che il tuo prezzo varia 1 a 1 col mercato di Amsterdam, ma se sul mercato di Amsterdam il prezzo raddoppia, anche il prezzo che tu paghi alla Libia piuttosto che non lo so, all'Egitto piuttosto che all'Algeria cresce. E infatti se uno va a vedere ad esempio le entrate da energia in Russia, si vedrà che pur con un crollo della produzione hanno avuto un incremento delle vendite, perché ovviamente il prezzo è andato su talmente tanto che spiega questa cosa qua. Quindi fondamentalmente quello che è successo è abbastanza spiegabile senza ricorrere a concetti quali ad esempio la speculazione. Da economista non so neanche dire esattamente cosa sia la speculazione, se non la possibilità che qualche fornitore dotato di potere di mercato, cioè un fornitore grande che è responsabile della grande parte della produzione di un certo bene, aumenti i prezzi. Qua ci può essere stato anche qualcosa di questo genere, ma sicuramente diciamo, l'andamento dei prezzi che abbiamo visto qua sono in larghissima parte spiegabili con quello che vi ho detto prima, quindi con fenomeni congiunturali, la guerra. Teniamo anche conto di una cosa, che su questi mercati puoi comprare anche quantitativi di gas
fra 2 anni, cioè li compri oggi, fra 2 anni, e li compri oggi magari perché puoi pensare che fra 2 anni la situazione sia ancora peggiore e il prezzo salga. Ma ovviamente quando succede questo, questo fa salire il prezzo anche oggi. Cioè il prezzo di oggi di un bene dipende anche dalle aspettative del prezzo tra 1 anno, tra 2 anni. Quindi ovviamente in situazioni di forte incertezza, di forte volatilità, c'è stata anche una domanda di consegne di gas fra 1, 2, 3 anni, che ovviamente però ha portato su verso l'alto il prezzo anche oggi. Quindi da questo punto di vista è un po' quello che è successo. E questo è per quanto riguarda il gas. Per quanto riguarda l'elettricità, forse avrei potuto raccontarlo prima, ma perché appunto l'evoluzione, le dinamiche del prezzo del gas possono avere un'influenza sull'andamento del prezzo dell'elettricità? Beh, qua perché il gas appunto fa parte, no? È uno dei combustibili che vengono utilizzati. Ora, come funziona il mercato del gas in Italia? Allora, il mercato del gas in Italia, per chi come me insegna il corso di microeconomia del primo anno, è molto bello perché funziona molto da libro di testo. Ok? Quindi funziona in questo modo: c'è il gestore del mercato elettrico, che è un ente pubblico, e questo ente raccoglie sul cosiddetto mercato del giorno prima l'offerta e la domanda di gas. Come funziona? Allora, gli operatori sono di 2 tipi. Ci sono imprese che comprano elettricità per venderla, quindi i venditori. Può essere anche un'impresa appunto che vende elettricità ma non la produce, anzi in larga parte è così, ok? Da un lato. Dall'altro ci sono i produttori di elettricità. Chi sono? Beh, dall'Enel a chiunque ha degli impianti di generazione di elettricità. Allora, da un lato questo ente pubblico riceve la domanda di elettricità. Ci sarà qualcuno che dice: se mi consegni 1 megawattora domani, io lo pago X euro. Poi ce ne saranno alcuni che diranno: anch'io X. Poi ce ne sarà qualcuno che dirà X meno qualcosa, e così via. Di fatto quello che tu ottieni è una curva di domanda, si dice, perché trovi chi è disposto a pagare tantissimo per il primo quantitativo e poi c'è chi è disposto via via a pagare sempre meno. Ok? Dall'altra il gestore del mercato riceve e ordina le offerte per quello stesso quantitativo, per 1 megawatt ad esempio di elettricità. Ci saranno delle imprese, dei produttori di elettricità che sono disposti a offrire, ad esempio, sto dicendo 1 megawatt ma anche molto meno immagino, a un prezzo molto basso. Chi sono questi? Sono i produttori, sono il fotovoltaico fondamentalmente. Di solito il fotovoltaico sono disposti a produrre praticamente quasi a zero. Perché? Perché il costo di un impianto fotovoltaico è interamente fisso. Cioè devi costruire le pale eoliche, ma poi che tu produca o non produca, il costo fondamentalmente, si dice il costo marginale, cioè il costo di produrre un'unità di elettricità è fondamentalmente quasi zero. Ok? Beh, non è proprio zero, magari saranno disposti a offrire per 1 centesimo, per 1 euro, eccetera. Ovviamente ci saranno dei produttori di elettricità che invece producono con fonti fossili, ad esempio, che hanno un costo più alto. Quindi di solito l'ordine è: il fotovoltaico ha un costo marginale di produzione quasi, una volta cioè, che ho già costruito l'impianto, praticamente zero. L'idroelettrico ce l'ha più alto, a gas è ancora più alto, e c'è il carbone. O meglio, carbone e poi gas. Ok? Quindi fondamentalmente cosa fa il gestore del mercato elettrico? Ordina queste, come posso dire, vengono chiamate bid in inglese, insomma queste offerte, dalla più bassa a quella più in alto. Cioè costruisce quello che gli economisti chiamano curva di offerta. Questo viene fatto giornalmente. L'incontro tra questa domanda e questa offerta dà il prezzo che equilibra il mercato. E quello è il prezzo del giorno dopo, su cui si basano tutta una serie poi di cose. È un mercato all'ingrosso ovviamente, è il mercato a cui si scambiano elettricità, quelli che vendono elettricità e quelli che la comprano.
un'impresa può essere una che può agire anche come venditore, ma anche come compratore. Potresti essere Enel, pensare di gestire molti impianti di idroelettrico, a un certo momento non hai abbastanza, hai le centrali in manutenzione, le dighe in manutenzione, devi comprare anche tu elettricità perché non è abbastanza per i tuoi clienti. Ok? E lì si forma il mercato. Qual è il punto? Allora, questo sistema ha funzionato molto bene fino a 2 anni fa. Perché? Qual era il punto? Il punto era che il prezzo che si forma non era altissimo come adesso, ma era ben più alto rispetto a zero. Ok? Quindi cosa succedeva? Succedeva che chiaramente un produttore, un generatore di elettricità con il fotovoltaico, che ha costi di produzione praticamente zero, ma spuntava un prezzo ben più alto, riusciva a, come posso dire, ad ammortizzare il costo dell'impianto, perché tu per costruirti la pala eolica e l'impianto hai speso svariati milioni e milioni di euro, no? Ma riuscendo a vendere di fatto l'elettricità a un prezzo che superava i tuoi costi variabili di produzione, riuscivi a remunerare l'investimento che avevi fatto. E dall'altro lato, probabilmente lo anche sovraremuneravi prima che il tuo, poi la pala eolica dovesse essere sostituita, eccetera, ma questo era un incentivo alla decarbonizzazione, no? Alla transizione energetica. Ti faccio guadagnare un po' di soldi, probabilmente ancora più di quelli che avrebbero giustificato l'investimento. Ok? Funzionava abbastanza bene. Cosa è successo adesso? È successo che ovviamente il prezzo del gas è andato alle stelle. Quindi siccome la nostra generazione si basa in larga parte sul gas, chiaramente l'incontro tra domanda e offerta, tra domanda di elettricità e offerta di elettricità sul mercato all'ingrosso è avvenuto per prezzi molto alti. Da lì i famosi extra profitti di cui ha parlato il governo Draghi. Ok? I gestori di rinnovabili si stanno trovando in questo momento ad avere un profitto molto molto elevato che sovraremunera gli investimenti che avevano fatto. E quindi ovviamente questo fa sì che i prezzi siano abbastanza alti, e ci sono state tutta una serie, ne stanno discutendo molto a livello europeo, di sistemi un poco diversi, ad esempio che impongano, come posso dire, anche all'interno un cap al prezzo che si può fissare per le rinnovabili, in modo da ridurgli un pochettino i profitti e applicare un sistema invece diverso. Però entriamo veramente nel tecnico e non mi sembra il caso. Quindi insomma, fondamentalmente un mercato di questo tipo in un paese in cui la produzione è basata in larga parte ancora sul gas, la produzione di elettricità è basata su centrali a gas, puoi inventarti diverse alchimie che possono in qualche modo smussare un po' quello che succede, ma di fatto sei destinato ad avere un prezzo dell'elettricità che sale, c'è poco da fare. Da un certo punto di vista è un po' la stessa cosa di se non siamo un paese importatore di gas, è come siamo un paese importatore di petrolio, è come negli anni 70 si pagava la tassa allo sceicco, c'era una bella canzone di Rino Gaetano a proposito, e adesso dobbiamo pagare la tassa agli esportatori di gas, fondamentalmente. Ora, questo è un po' per descrivere a grandi linee, spero di non essere stato eccessivamente noioso, un po' cosa è successo. Ora, cosa è stato fatto? Sono state fatte diverse cose. Allora, a livello nazionale quello che è stato fatto, in larga parte il governo Draghi ha fatto 2 cose. Dall'altro ha condonato in larga parte gli oneri di sistema, soprattutto nell'elettricità. Cosa vuol dire li ha condonate? Li ha fiscalizzate. Ha tirato fuori 10 miliardi di euro e anziché farceli pagare in bolletta, li ha pagati lo Stato. Quindi lo paghiamo noi con le tasse, avrà aumentato un po' il deficit pubblico, ma poi prima o poi il deficit pubblico il deficit va coperto, quindi di fatto lo stiamo pagando noi con le tasse anche quello, ma non in questo momento, e chiaramente era una cosa che aveva anche un suo senso, seppur con un limite di cui vi dirò. E poi cosa ha fatto? Ha trasferito un'altra decina di miliardi come sussidi in somma fissa, cioè trasferimento alle famiglie, crescenti con il reddito.
E questa è stata la parte, come posso dire, secondo me più convincente, perché una politica di questo genere fondamentalmente cosa fa? Va a coprire le fasce più deboli della popolazione. Poteva essere fatta, avrebbe potuto essere fatta meglio, l'idea sarebbe stata questa, sarebbe stata quella di dire ok, non ti do una somma fissa, ma ti trasferisco una fetta più alta possibile degli extra costi che hai avuto rispetto ai consumi che avevi fatto l'anno scorso. Farlo solo per le famiglie a basso reddito, perché in questo modo raccogli due piccioni con una fava. Da un lato aiuti le persone a basso reddito, quindi questo doveva essere una cosa concentrata solo sulle persone a basso reddito, e anche gli oneri di sistema potevano essere spalmati solo per le persone a basso reddito, magari non per me, ok? Ma solo per le persone a basso reddito. E però ancorando il trasferimento che facevi alle famiglie ai consumi dell'anno prima, cioè dicendoti ti do X centesimi a kilowatt che consumi, incentivi le persone a fare risparmio energetico. Perché altrimenti qual è sempre il rischio quando tu fai metti una tassa o stabilisci un sussidio, che a volte, come posso dire, tu sussidi la domanda, il prezzo aumenta. Quindi tu metti un sussidio di 20 centesimi, cosa succede? Il prezzo aumenta di 20 centesimi. Cioè a volte le condizioni della domanda e dell'offerta sono tali per cui il sussidio giuridicamente lo dai ai consumatori, ma di fatto fai incrementare la domanda, il prezzo aumenta e se non camera il produttore. Ok? Che vogliamo andare a vedere cosa è successo con la benzina l'altro giorno, no? È successo un po' la stessa cosa, c'è stata una traslazione 1 a 1, hanno aumentato le accise di 20 centesimi e le imprese hanno aumentato la benzina di 19, qualcosa. C'è stata quasi una traslazione completa della tassa. E lì, insomma, quindi da questo punto di vista l'idea è proprio quella, ed era infatti stata suggerita da alcuni economisti all'inizio della guerra, dicendo se trasferite dei soldi ai consumatori fatelo solo su quelli a basso reddito, ma non dategli così 500 euro, 300 euro, no, dategli un sussidio in euro, in centesimi per ogni kilowatt che avevano consumato l'anno prima, in modo da comunque incentivarli a fare risparmio energetico, perché in questo modo abbassi anche la domanda, perché è successo. Qua apro un secondo una parentesi e dico una cosa più macroeconomica anziché microeconomica, come in questo caso. Quando c'è stata l'invasione della Russia, sono uscite subito una serie di stime su quello che sarebbe stato l'impatto di un aumento dei prezzi dell'energia sulle economie occidentali. Ed erano state tutte pessimiste, sono state più pessimiste rispetto a quello che è effettivamente successo. Perché cosa è successo? È successo fondamentalmente l'idea che le imprese possono produrre solo con una tecnologia invariata, o meglio, che il modo con cui le imprese producono non lasci alcuno spazio alle imprese a cambiare leggermente il modo di produzione al variare dei prezzi dei fattori produttivi. Molte imprese hanno fatto risparmio energetico, hanno consumato meno elettricità, hanno consumato meno gas, hanno comprato magari dei componenti il cui prezzo era aumentato meno perché erano meno intensivi di energia elettrica o di gas. I loro prezzi sono aumentati perché, come posso dire, era un qualcosa subottimale, perché se fosse stato efficiente farlo l'avrebbero fatto anche 2 anni fa, non lo facevano perché era più efficiente fare quello che facevano prima. Ma ora che il prezzo del gas è aumentato, non era più efficiente farlo e sono riusciti a farlo. Quindi anche i consumatori, come posso dire, hanno la possibilità di ridurre un pochettino il consumo di gas o di elettricità con piccole accortezze. Quindi sappiamo che effettivamente ci si deve pur riscaldare d'inverno, no? Anche qua ci ha aiutato tantissimo il fatto che l'inverno fino a una settimana fa è stato un inverno molto mite, quindi c'era meno bisogno, no? Questo ci ha aiutato un sacco. Però da questo punto di vista interventi di questo tipo come quello fatto dal governo
andavano bene, ma sarebbero stati ancora meglio, appunto, lo ripeto, se avessero ancorato i trasferimenti ai cittadini sulla base dei consumi dell'anno scorso. Ok? Però è stato, tutto sommato, sono riusciti a gestirla anche abbastanza bene, e questa è una cosa che mi auguro che venga fatta, perché comunque l'anno scorso l'inflazione è stata dell'8-9%, e non è poco. L'inflazione purtroppo è una brutta bestia, perché quando parte è difficile farla un po' ritornare rapidamente ai livelli di partenza. È un po', adesso non voglio esagerare, non è proprio come quando ci laviamo i denti, no? Che facciamo uscire il dentifricio, che poi è impossibile farlo ritornare dentro, no? Non è così, fortunatamente, però è un fenomeno economico molto inerziale, cioè se nel 2022 abbiamo avuto un'inflazione del 9%, quest'anno è improbabile, quasi impossibile che torni al 2%. Ma perché? Ma perché inizialmente magari le imprese sono restie ad aumentare i prezzi, quindi sopportano una contrazione dei margini di profitto, ma poi se riescono cercano di ricostituire i margini e quindi aumentano i prezzi. Quindi magari quest'anno l'inflazione, auspicabilmente, se i prezzi dell'energia dovessero mantenersi intorno a questo livello, non sarà più l'inflazione all'8%, ma magari sarà al 5 o 6. E questo ovviamente cosa comporta? Comporta che per le persone a reddito fisso, quindi lavoratori dipendenti e pensionati, rischiano di trovarsi, allora, le pensioni, un po' di indicizzazione non completa, qualcosina c'è. Però per molti lavoratori a reddito fisso, fra l'altro in Italia con contratti scaduti in alcuni comparti da 3, 4, 5 anni, vuol dire fondamentalmente una decurtazione nel giro di 2 anni del 20% del salario. E quindi come si reagisce? Gli anni 70 dal mio punto di vista, ci hanno insegnato che reagire con una scala mobile non è efficiente, perché purtroppo questo determinerebbe un incremento dei salari che verrebbero trasferiti sui prezzi e l'inflazione rimarrebbe elevata a lungo. Però non possiamo neanche fare niente, rimanere così. Quindi da questo punto di vista un trasferimento del dalle finanze pubbliche fondamentalmente alle fasce di reddito più basse è una cosa che andrebbe fatta, oltre forse probabilmente, anche se è un po' passato di moda, qualche politica dei redditi come quelle fatte nel 93 potrebbero un pochettino aiutare, ma mi sembrano un pochettino adesso un po' fuori moda fondamentalmente. Non ci vedo il governo fare una politica dei redditi, ecco, insomma, non ce lo vedo. Però è un tema, perché quando ti ritrovi una fascia di popolazione con una riduzione dei salari di quasi il 20% in 2 anni, insomma 15-20% in 2 anni, non è una cosa da poco. Teniamo anche altresì conto del fatto che spesso le famiglie più povere hanno un tasso di inflazione più alto rispetto a quello medio, perché ad esempio i beni energetici hanno un peso molto più importante nel paniere di beni acquistati da una famiglia a basso reddito. E c'è una statistica che era abbastanza impressionante, tornando un secondo sull'energia. Mi pare che nel 2021, allora, il 10% delle famiglie spendeva più del 10% in energia. Nel 2022 il 50% delle famiglie spendeva più del 10% in energia. Questo ci dice tantissimo, per alcune famiglie vuol dire è veramente tanto. Ora, secondo alcuni studi che sono stati fatti, gli interventi del governo hanno in parte ridotto questo, quindi sono andati nella direzione giusta, hanno ridotto un po' le famiglie che avevano una spesa superiore al 10% in energia, gas o elettricità. Ma gli interventi non sono stati sufficienti come posso dire, a evitare il grosso di questo aumento. Anche perché una bella fetta di intervento, ad esempio quella sugli oneri di sistema, è stata fatta per tutti. E a volte ci sono anche politiche potenzialmente che possono, come posso dire, possono avere degli effetti magari non voluti. Ad esempio, mi pare che nell'ultima finanziaria sia stato previsto
la possibilità, o meglio, per le imprese non energetiche, fondamentalmente di richiedere una dilazione anche non so di quanti mesi delle bollette elettriche. Capisco l'ottica, no? Ovviamente, di evitare che le imprese manifatturiere o di altri settori possano entrare in difficoltà. Però qual è il problema? Che ci sono alcune imprese che sono effettivamente energivore e quindi l'aumento delle bollette elettriche li può davvero porre fuori mercato. Ma ce ne sono molte per cui che non sono per niente energivore. Quindi un aumento delle bollette dell'energia elettrica non le fa uscire dal mercato. Perché? Perché fra i loro costi complessivi il costo dell'energia non è così alto. Mentre tu poni in difficoltà tutta una serie di imprese che magari del comparto dell'energia che avevano comprato elettricità a questi prezzi molto elevati e fondamentalmente di fatto non gli fai entrare niente e rischi di farle fallire. Ma questo può avere degli effetti di medio termine, perché quando finirà tutto questo rischiamo di trovarci con un mercato elettrico molto più concentrato e con molti meno operatori, e quando succede questo di solito i prezzi poi aumentano, perché vai verso un mercato più oligopolistico. Quindi sono mercati questi molto complicati, dove gli interventi sono davvero complessi, però insomma gli interventi vanno fatti sempre con, come posso dire, con un grano sali, insomma stanno molto attenti, perché a volte anche interventi molto ben intenzionati possono dare insomma un po' di eterogenesi dei fini, a volte purtroppo in economia sono all'ordine del giorno. Ecco. Quindi fondamentalmente diciamo io quello che mi premeva principalmente di trasferire direi che l'ho fatto. Ecco, forse non ho detto niente, ecco, sul cosiddetto price cap, quello fatto a livello europeo, se ne è parlato tanto. Qual è qua il problema? Il problema chiaramente è che noi avevamo di fronte da un lato la Russia, che come fornitore di gas tramite gasdotti non era il monopolista, però era l'impresa dominante. Dall'altra parte abbiamo numerose imprese europee che compravano dalla Russia. Ok? Qua l'idea qual era? L'idea sarebbe quella di arrivare ad avere un unico grande compratore europeo che possa in qualche modo bilanciare il potere di mercato di Gazprom e avere quello che gli economisti chiamano un monopolio bilaterale, sia dal lato del compratore che dal lato del venditore. A quel punto dov'è che si incontra il prezzo? È una questione di contrattazione tra le due, però anche lì siamo di fronte di fatto quella che sta avvenendo insomma tra la Russia e i paesi europei, l'Unione Europea, è una guerra non guerreggiata, quindi la Russia risponderà a una contrattazione di quel genere secondo logiche economiche, perché se rispondesse secondo logiche economiche dovrebbe arrivare a un accordo, perché comunque se andiamo a vedere come erano i prezzi qualche anno fa, qualunque prezzo che gli andiamo a offrire adesso dovrebbero essere iper contenti, però potrebbero decidere su logiche che sono puramente politiche e non economiche, e quindi uno potrebbe dire: e se non mandano più il gas? Poi lì cosa è successo? Molti paesi siamo riusciti in larga parte a diversificare tramite il GNL, quindi il gas acquistato tramite navi. Però c'è anche un tema di costruzione. Vedevo oggi, mi pare che l'amministratore delegato dell'ENI ha detto che noi saremo come Italia indipendenti nel 24 rispetto al gas russo, quindi vuol dire che quest'anno insomma siamo ancora un po', ecco, la Germania probabilmente ancora più di noi, e chiaramente qua paghiamo secondo me anni un pochettino complessi. Ad esempio Spagna e Portogallo hanno una capacità di rigassificazione fortissima, quindi avevano costruito un sacco di impianti per rigassificare il gas liquido, quindi, ma manca la capacità di trasmissione verso l'Europa. Perché? Perché la Francia non ha mai voluto che passasse un gasdotto. Perché? Perché in questo modo compriamo l'elettricità dalle loro centrali nucleari.
Quindi adesso si sono accordati, c'è già un accordo, mi pare, tra Macron e Sanchez, costruiranno questo gasdotto, sembra che lo potrebbero finire di costruire in un anno e mezzo, tempi rapidi, però era roba che se l'avessimo fatta 3-4 anni fa, adesso avremmo avuto molta più facilità, no? di ovviare. Quindi fondamentalmente si è pensato di costruire questo price cap. Ora, mi pare che l'abbiano fissato a 180 euro, adesso siamo a 60, quindi al momento è un qualcosa che non ci interessa, però abbiamo avuto anche 6 o 7 mesi fa prezzi a 350. In quel caso lì, mi pare, se il prezzo dovesse superare i 180 euro, dovrebbe intervenire questo cap sul prezzo e a quel punto lì vediamo cosa succede. Speriamo di no, speriamo che il prezzo si mantenga sotto. Sarebbe servito quando era 3,50, però lì forse il governo tedesco non voleva perché aveva bisogno di riempire gli stoccaggi fondamentalmente. Adesso si è potuto fare, però adesso non serve. Quindi se ci fossero alcune domande per quello che posso sapere, volentieri, se no avrei finito e vi ringrazio. Cose dette molte, problemi infiniti anche. Se ci sono delle domande. Ma è un economista, no? Vabbè, prego. Sì, lo so. Ha NVG, che è un altro tipo di ditta che si basa non su fonti fossili. Ora io dico, ho guardato sulla bolletta e ho visto che c'è una parte di gas naturale, però. Che gas è? Non è un gas trivellato, cos'è? Sarà, non lo so esattamente, se è gas naturale sarà metano. Sì, ma proveniente da dove? Da trivellazioni? Non lo so. Comunque è fossile, se è gas è fossile. Non potrebbe essere gas proveniente da fermentazioni di... Non lo so. Non lo so, onestamente non penso, però ecco. Qualcun altro che vuole intervenire? Grazie, anche per me 1000 domande, molto, molto interessante. Mi sembra che emerge però da quanto lei dice una grande carenza a livello europeo, cioè, a parte tanti discorsi sulla politica estera e sulla difesa, non esiste una politica energetica europea, che ci porta poi in questa situazione di debolezza rispetto ai grandi fornitori, che è vero che c'è la Russia, ma adesso ci sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti dal 2016 erano i più grandi importatori, sono diventati adesso i più grandi esportatori di GNL. Quindi questo punto è molto critico, perché chi guadagna in questa vicenda? No, ma è giusto. No, la mia osservazione è questa. Fino a 3 anni fa il gas naturale liquefatto non era competitivo rispetto al gas naturale, costava il 40-50% in più. In questa situazione, con il gas che è saltato al 10 volte di più, è diventato a un certo punto rispetto al prezzo precedente, il GNL è diventato, che stavano fallendo durante la pandemia, tutte le imprese, numerose imprese degli Stati Uniti, sono diventati i più forti esportatori di gas del mondo e i più forti con dei profitti altissimi. Allora, questo aspetto andrebbe visto anche all'interno di una politica energetica europea, che dovrebbe in qualche modo assumere una posizione tra due grandi competitor sul mercato dell'energia come esportatori, e quindi poi bisognerebbe anche dire il ruolo di alcuni paesi tipo il Qatar, che tutti parlano del Qatar ma nessuno capisce perché il Qatar è così forte, c'è il più grande giacimento di gas a metà con l'Iran, e quindi la forza di quelli che hanno il gas e non lo trasportano via tubo è diventata sempre molto più forte. La domanda è, in una situazione come questa,
avere un meccanismo di fissare un top, un prezzo massimo oltre il quale non si può andare, secondo me ha avuto un effetto più che tecnico, l'ha avuto da un punto di vista di effetto annuncio, cioè da quel momento in effetti il gas ha cominciato a scendere. E il punto altro interessante è che mano a mano che i paesi europei hanno cominciato ad avere una capacità di risposta o attraverso i rigassificatori o aumentando le produzioni o riaprendo le centrali a carbone, cosa che è successa, anche in questo caso la domanda di gas è rimasta più o meno stabile, anche se ma il prezzo è sceso rapidamente. Non so se questa situazione secondo lei rimarrà nel tempo, direi nell'anno in corso e nel prossimo anno. Sono considerazioni sì corrette, cioè fondamentalmente quando è stato inserito il CAP può aver avuto un effetto di calmierare le aspettative fondamentalmente, perché chiaramente, evidentemente i mercati hanno capito che probabilmente c'era una certa volontà dell'Unione Europea di evitare che in futuro il prezzo potesse salire molto, quindi cosa può essere successo? Che se prima qualcuno si stava coprendo ipotizzando prezzi alle stelle tra un anno, e comprando quindi anche a prezzi molto molto alti, avrà probabilmente detto, beh allora forse a questi livelli da 300-400 euro non ci arriveremo più, e questo ovviamente ha un pochettino calmato, ha ridotto la domanda, le aspettative sui prezzi futuri che fanno ridurre i prezzi odierni fondamentalmente. Quindi questo può essere sicuramente un effetto. Poi le altre considerazioni più geopolitiche non è molto il mio campo. Sì, penso di sì, che siamo, insomma, l'Unione Europea manca una politica energetica. Siamo un blocco, siamo qua a metà, quindi chiaramente, come posso dire, si tratta di avere chiaramente un'indipendenza strategica nostra, non è facile a costruirla, anche perché adesso ovviamente stiamo lasciando, giustamente secondo me, gas russo, però stiamo prendendo, non so, il gas dall'Algeria, che non è proprio questo esempio di grande democrazia. È chiaro, probabilmente è un paese che può influenzare un po' di più rispetto a quanto tu non possa influenzare la Russia. Io mi auguro e auspico che con la transizione energetica nel giro di una decina d'anni riusciremo a essere con le rinnovabili un po' fuori da questa cosa. Ecco, tra l'altro dovremo andarci, perché comunque se vogliamo un pochettino evitare il surriscaldamento globale, un po' dovremo andare in quella direzione. Quindi io spero che magari tra un po' di anni questo tema non si... Tenete anche conto di una cosa, che questo tema delle rinnovabili, tra l'altro, che bisogna andare in quella direzione, ma in questo momento fa aumentare anche il prezzo sia del petrolio che del gas, perché in questo momento pochi fanno investimenti in nuovi pozzi, ad esempio, perché sanno che il prezzo è destinato a scendere, quindi magari non riesce a remunerarlo interamente, ma nel breve c'è una strozzatura dal lato dell'offerta e prezzi che salgono. Quindi sono tutti temi ipercomplessi, ma secondo me questa cosa qua dovrebbe insegnarci che la transizione energetica, eppure bisogna andarci, non sarà un pranzo di gala, e ci saranno degli effetti distributivi molto forti, soprattutto verso le persone con reddito basso. E i governi dovranno realizzare che saranno necessari forti interventi per tutelare, per evitare che queste persone si ritrovino a pagare la benzina di più, a pagare il gas, l'elettricità, e non solo di più. Ecco, insomma, poi certo è un tema questo che si presta tantissimo a considerazioni di tipo geopolitico, però io non c'entro più di tanto perché non ho particolari, ho delle mie idee, ma
Ma allora a questo punto, Maurizio, la gente normalmente dice: ma come sui giornali c'è scritto che il prezzo del gas sta scendendo e così via, per quale motivo le nostre bollette aumentano, continuano a essere alte? Questo mi pare perché fondamentalmente, mentre mi pare nell'elettricità, o meglio, se sei sul mercato libero hai il tuo prezzo, ovviamente. Se hai, funziona un po' come in banca, se hai un prezzo variabile è indicizzato a quello che succede sul mercato di Amsterdam o sul mercato italiano, e allora lì è il prezzo all'ingrosso che determina quanto vai a pagare te. Se avevi un prezzo fisso, sei stato fortunato, il tuo prezzo è quello, non cambia. Stiamo parlando della maggior tutela, quindi le persone che non sono sul mercato libero. Sull'elettricità, se non sbaglio, l'aggiornamento viene fatto mensilmente e riflette l'andamento dei prezzi all'ingrosso mensile. Sul gas mi pare deve essere trimestrale e quindi riflette ancora i prezzi più alti di 3-4 mesi fa. Ma se continua così, fra qualche mese calerà. Però ovviamente ti va bene perché in qualche modo, basandosi su 3 mesi, in qualche modo, come posso dire, mi viene il termine in inglese, mannaggia, mi viene smoothing, cioè ti evita i grossi sbalzi. Una media 3-4 mesi fa sì che se ci fosse un picco di un mese e basta, tu non hai un fortissimo incremento nei prezzi, ma se va giù ci metti di più a... Mi è venuto in mente adesso, ascoltando quello che ha detto lei prima. Lei prima ha detto che ci sono imprese che appunto producono, cioè ci sono, come dire, fornitori di elettricità che producono elettricità perché hanno degli impianti propri, altri che l'acquistano a loro volta. E è possibile che chi si ritrova le bollette così alte è perché ha un fornitore che anziché produrre acquista l'elettricità e quindi avendola acquistata a quei prezzi, prodotta con quei gas a quei prezzi, adesso si ritrova a dover remunerare la propria, come dire, la propria attività economica. E questa qua è una domanda. Sì. E poi l'altra, quindi in questo caso il consiglio sarebbe, beh, allora in questo periodo almeno cercate di cambiate contratto, cambiate provider e cioè fornitore e, come dire, contrattate la vostra fornitura con chi, quindi, come dire, concludete un contratto con chi produce elettricità, e con chi non l'acquista. E l'altra cosa era, mi chiedevo come avviene l'incontro tra la curva di domanda e la curva di offerta che ha spiegato prima. Nel caso che il gestore pubblico si ritrova con pochi produttori di fotovoltaico che magari la producono quindi con un costo marginale, con una marginalità molto bassa, e poi invece però la maggior parte della produzione è ancora da fonti fossili, eccetera. Ecco, mi chiedevo, come avviene questo incontro matematicamente? Matematicamente. Sono due equazioni. Non politicamente, quindi. Matematicamente. Sono due equazioni. Sono due equazioni. Ho capito, grazie. Sono due equazioni. No, sono due equazioni. No, ma è indipendente. Sono delle formule anche abbastanza complesse, ma sono delle equazioni. L'altro discorso, allora, è complesso anche lì, perché allora, se tu sei sulla maggior tutela, il tuo prezzo dipende di fatto dal prezzo all'ingrosso. Quindi non dipende dal fatto che chi ti vende il gas produca o non produca. Ovviamente uno può sempre andare sul mercato libero, e sul mercato libero è possibile che se tu produci di tuo e riesci a produrre a basso costo, potresti riuscire a offrire a un prezzo più basso. Dopodiché però se tantissimi sul mercato offrono a prezzo alto, è chiaro che se il prezzo tu puoi anche avere magari ti è sufficiente offrire un pochettino meno rispetto a fare un'offerta un pochettino più conveniente rispetto a quelli che devono offrire a un prezzo molto alto, però non sono imprese non profit, quindi avranno sempre il prezzo molto alto. Dopodiché c'è anche da dire anche questo, in questo momento, insomma, passare al mercato libero un pochettino di
di rischio ce l'hai ovviamente, perché sei un po' più esposto a variazioni, però è anche vero, cioè lì come posso dire, il guadagno l'hanno fatto quelli che sono riusciti a passare all'inizio dell'anno, hanno fatto un contratto, anch'io ho fatto così, ho avuto fortuna. Febbraio avevo chiuso un contratto, partito a giugno, e quindi ho avuto fortuna. Ho degli amici che avevano chiuso 2 anni prima e poi si sono ritrovati veramente con aumenti pazzeschi. Però insomma in questo momento sembra che ci siano molti contratti a tasso variabile. Ho letto che ci sono molti contratti indicizzati sul mercato italiano adesso. Però voglio dire, qualcosa si può fare, si può provare a giocare effettivamente, andare a vedere sul mercato libero le offerte. Però ricordiamoci che quando appunto se i prezzi dovessero, adesso sono a 60, ma 2 o 3 volte quelli dell'anno scorso, ma se dovessero tornare a 250-300 c'è poco da fare, insomma, purtroppo. Io ringrazio molto Maurizio Conti. Ti spiace dire meglio questa cosa? Ah, sì, mi ero dimenticato. No, niente, dicevo prima con la professoressa Rollandi che allora in Italia abbiamo una società italiana di economia del lavoro che era stata fondata più di 30 anni fa dal professor Della Ringa, che era stato un professore molto conosciuto anche nel mondo sindacale, dell'Università Cattolica. Diciamo Ezio Tarantelli, che molti di voi conosceranno, è stato uno dei fondatori. Mi onoro di essere nel board direttivo dall'anno scorso, e quest'anno per la prima volta organizzeremo il convegno annuale all'Università di Genova, al Dipartimento di Economia, e abbiamo ricevuto insomma l'assenso a tenere, come posso dire, la lezione principale da Joshua Engris, che molti non conoscono, ma l'anno scorso ha vinto il premio Nobel per l'economia. E quindi sarebbe, diciamo, forse la seconda volta che un premio Nobel parla a Genova, perché venne Modigliani, non solo? Ah, no, la terza volta, giusto, venne Michael Spence, venne Modigliani, io ero ancora uno studente, quindi stiamo parlando insomma della fine degli anni 90. Venne Michael Spence 10 anni fa. Non era ancora Nobel? L'anno dopo? E quest'anno forse è la prima volta che viene forse un premio Nobel nel pieno della carriera, perché Modigliani era già in pensione all'epoca, no? Ecco. Diciamo, mentre Engrist, che ha preso il premio Nobel condiviso con altri 2 economisti americani, verrà, speriamo, insomma, viene apposta da Boston, se gli viene l'influenza, ecco, non viene, però insomma noi speriamo, e insomma quello cercheremo di pubblicizzarlo anche perché è un evento abbastanza insomma importante, direi. Tanto l'abbiamo già detto questa sera. Allora io ringrazio molto Maurizio Conti, e lo sai che noi chiediamo anche un contributo scritto per gli atti, ricordatelo. Grazie. E vi annuncio anche che giovedì prossimo, giovedì 26, sempre alle ore 17, Ferdinando Fasce parlerà di modernità attraverso l'Atlantico, l'Italia e la cultura statunitense negli anni 20 del XX secolo, ovviamente. Bene. Grazie.